In un Palaverde per la prima volta a porte chiuse nella sua ultra trentennale storia torna il campionato di volley femminile con la 10ª di ritorno tra Imoco Volley e Banca Valsabbina Brescia. Senza la cornice del pubblico numero 1 d'Italia per l'emergenza coronavirus, atmosfera surreale nel Palasport delle Pantere. La partita inizia con la partenza a razzo dell'Imoco Volley con 2 punti di Raffaella Folì, che festeggia così il suo 29esimo compleanno. 6-2, poi 11-4 con le bordate di Egonu e Sorokaite. Brescia sbaglia molto, Folì mura per il 12-5, poi un ace di Egonu e i successivi 3 punti in fila dell'opposta giallo-blu spingono le Pantere fino al 17-8. La tensione non cala e la squadra di coach Santarelli resta spietata fino alla fine. Un lungo turno di servizio di Sorokaite chiude il match sul 25-12 per quanto riguarda il primo set. In un ambiente ovattato, presenti tra atlete, staff, arbitri, giudici di gara e media circa un centinaio di persone, si riprende per il secondo set. C'è un buon avvio di Mingardi e compagnie che tengono la scia fino al 7-6. Poi Conegliano inizia a spingere con Silla, Folì ed Egonu e riprende il largo. Brescia fatica ad innescare le sue centrali, ma con grinta riesce a recuperare e a restare vicina 12-10. Asha Voloz, MVP del match, ora vuole spingere e serve palloni d'oro a Silla e De Cruyff. Poi ci pensa Paolo Egonu con attacco e monster block per il 17-12. Time out di coach Mazzola, ma Egonu è calda e spara subito il 18-12 che lancia le Pantere, capaci di prendere nuovamente il largo. Nel finale le padrone di casa si affidano alle bordate di Egonu e Sorokaite per controllare il vantaggio fino alla chiusura, affidata a un bel appoggio di Miriam Silla, 25-17. Il terzo parziale ricalca l'andamento dei precedenti con la Banca Valsabbina che all'inizio riesce a restare in scia, ma poi Conegliano prende il largo per l'ennesima volta e chiude comodamente per 25-14 inserendo anche parecchie giocatrici della panchina. Le Pantere con questo risultato, 18ª vittoria consecutiva tra campionato e coppe, continuano a mantenere ben salda la posizione in vetta alla classifica della Serie A1.